Collegandomi sempre a prima, oggi hanno scomessi che aprirà a breve. Non è che l'imprenditore che hanno i soldi aprono una fabbrica, ma vanno tutti i giovani per mo lavorano. Aprono svaghi, ma si rovinano. Cioè tutto il contrario che avrebbero se faggi per il bene della comunità, della popolazione. Questo sta a significare che gli imprenditori che hanno i soldi e il governo in primis che guadagna di tutta la gente che ludopatica che gioca non vuole un bene, ma vuole la rovina della popolazione. È tanto chiaro il discorso. Se no, gli limitava tutta questa attività di svago che la gente si rovina. Invece no, apritendi che così rovina, dove fottiamo noi.